delle organizzazioni mafiose e soprattutto dell'organizzazione mafiosa per eccellenza che è Cosa Nostra. È vero che la magistratura dà continuamente prova di una debolezza Ma io di direi fondo? che tutte le istituzioni finora hanno dato prova di una debolezza di fondo. Giovanni Falcone sul libro Cose di Cosa Nostra, 1992. Cos'è la mafia? Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, martedì 14 di marzo, sono le 7.32, siamo già in ritardo perché come sempre c'è tanta roba nella rassegna stampa di oggi che vi ricordo parte sempre dal sito radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per vedere cosa va in onda durante la giornata e ANSA, agenzia ANSA, vedremo subito le notizie. Anzi, le vediamo subito. Primo piano dedicato alla vicenda migranti, alle parole di Crosetto, il ministro della difesa, e boom di arrivi in Italia di migranti per colpa della Wagner, cioè la brigata russa filoputiniana. In molti arrivano dalle zone controllate dalla divisione Wagner. Sostiene questa tesi, oltre che il ministro della difesa Crosetto, anche il ministro degli esteri Tajani. Secondo Crosetto, l'Unione Europea, la NATO e l'Occidente devono capire che il fronte sud europeo sta diventando ogni giorno più pericoloso. L'immigrazione incontrollata e continua è un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l'Italia. Il capo della brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, replica: non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria. Non ce ne occupiamo e Crosetto è una testa di C, più o meno. Anzi, non più o meno, ha detto così. Mentre Giorgia Meloni parla di accuse raccapriccianti in tema di immigrazione e del comportamento del governo in merito all'arrivo dei migranti sui barconi. Ho la coscienza a posto. L'Atlante di Francesco, Vaticano e politica internazionale. Questo era il libro alla cui presentazione di padre Spadaro, gesuita, civiltà cattolica, alla cui presentazione era presente anche Giorgia Meloni. Intervenendo sul tema migranti ha detto ancora il Premier: più persone partono, più si rischia che qualcosa vada storto. Terzo tema dell'ANSA di stamani, il lunedì nero per le borse, l'Europa brucia 291 miliardi, fasulli fittizi mai visti da nessuno perché era tutta speculazione, crisi SVB, cioè SVB per dirla all'americano, non so come si dica in americano, SVB, esatto, Silicon Valley Bank. Biden tenta di rassicurare i mercati, l'Europa non lo segue e Milano perde il 4%, mandando in fumo 24 miliarducci di euro. Wall Street scommette sulla Fed e sale. Ne parlerà stamattina alle 9:30 nella rubrica Scuola di Magia Claudio Borghi Aquilini. Intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, superstite del naufragio in Libia, racconta all'ANSA come mi sono salvato aggrappato alla barca, fate sapere alla mia famiglia che sono vivo. E sempre dal primo piano dell'ANSA, a Milano stop alle registrazioni di figli di coppie omosessuali. Il comune avrebbe interrotto la registrazione in base a una circolare del Ministero dell'Interno, ma il sindaco Sala vede le famiglie arcobaleno e promette: sarà una mia battaglia. Prende la parola anche Zan del PD, pressione inqualificabile dal Viminale, che non ne ha abbastanza di far morire i migranti. Bastona anche le coppie omosessuali. Sempre dalla prima pagina dell'ANSA, Antartide, le prime immagini aeree di un mega iceberg denominato A81, pubblicate dalla British Antarctic Survey. Le immagini del grande iceberg che lo scorso 22 gennaio si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt in Antartide. Belle, simpatiche da vedere, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani le parole del presidente cinese Xi Jinping: promuovere con decisione la riunificazione con Taiwan. Il proposito è molto meno simpatico dell'iceberg A81, sviluppo pacifico delle relazioni e no a indipendenza e interferenze. Pacifico. Per recuperare Taiwan c'è poco di pacifico. Mentre è morto un mito, Dick Fosbury rivoluzionò il salto in alto. L'atleta, campione olimpico nel 68, aveva 76 anni. Il salto alla Fosbury.
la conoscono tutti, anche quelli che hanno fatto atletica alle scuole medie, mentre il primo podcast del Papa per i 10 anni la pace. Francesco si racconta ai media vaticani. Mi fa soffrire vedere i morti, i ragazzi russi ed ucraini, non mi interessa che non tornano dalla guerra. È dura. Lo speciale dell'ANSA sui 10 anni di Bergoglio. Fisco. Martedì e mercoledì parti sociali a Palazzo Chigi, convocati anche gli ordini professionali, si entra nel vivo della riforma fiscale del governo Meloni. 2 ragazzini uccisi dal treno in Valtellina. Tragica imprudenza, invece di usare un sottopassaggio, i 2 quindicenni hanno scavalcato il muro che separa la strada dai binari, sono morti. Frassinetti, e siamo a Milano, esponente di Fratelli d'Italia, sottosegretaria all'istruzione, ricorda Ramelli, il ragazzo di destra ucciso nel 75 da gente di sinistra acchiappata 10 anni dopo, vergogna, lei e il preside, contestata a Milano, e ancora fascisti carogne tornate nelle fogne. La solidarietà del Presidente del Senato La Russa. Ricordare Ramelli, ha detto Frassinetti, non è una provocazione, l'ho sempre fatto. Tragedia delle armi in Texas, a 3 anni uccide la sorellina e poi i 160 anni di Gabriele D'Annunzio compaiono in prima pagina sull'ANSA. In Birmania o Myanmar, 30 civili uccisi dal regime dei colonnelli, dei militari, dentro un monastero. L'esercito bombarda il villaggio e poi massacra gli abitanti. Terra quanto mai dilaniata dalla violenza, quella della Birmania o Myanmar. Lasciamo con ciò la prima pagina dell'agenzia ANSA e prima di andare a vedere le prime pagine dei quotidiani, qualche notizia di primo piano sull'automobile. Salvini al vertice dei paesi scettici, se ne occupa in gran dettaglio, per esempio oggi Avvenire, pagina 11. No, dice Salvini, a Euro 7, ne abbiamo parlato settimana scorsa con il deputato leghista Candiani, e alla transizione imposta. Il ministro dei trasporti Salvini ha capeggiato il fronte di 8 stati contrari a passare al nuovo regolamento, fra cui la Germania. Il solo elettrico, ha detto Salvini, è fare un regalo alla Cina, e oggi il Parlamento europeo vota la direttiva sulle case green. Oggi in scena la proposta di direttiva sul taglio di emissioni inquinanti nell'edilizia. Passata a larga maggioranza nella Commissione Industria dell'Europarlamento, questo provvedimento prevede uno stringente percorso di efficientamento energetico degli edifici privati e pubblici entro il 2033 di edilizia residenziale, misura che comporterà importanti lavori di ristrutturazione del patrimonio esistente. Si calcola che l'80% delle case italiane dovranno essere efficientate, come si dice con un orrendo verbo, entro il 2033. Efficientate vuol dire che dovremo cacciare una quantità esorbitante di soldi per rispondere a regole che spesso sono discutibili. Sono previste esenzioni per gli edifici storici, religiosi, per le seconde case, per le piccole unità immobiliari e stanziamento di risorse attraverso i diversi fondi dell'Unione Europea per sostenere la transizione. Ma i dubbi nelle ultime settimane sono cresciuti e il voto sugli emendamenti oggi in assemblea potrebbe riservare sorprese, speriamo. Dal gruppo dei popolari si chiede di allungare la tempistica, il gruppo socialista chiede più finanziamenti. O me le paghi tu, famo come il super bonus, il 110% lo paga l'Europa. Intanto i mercenari di Mosca sono loro che spingono i migranti in Italia. Antonio Tajani ribadisce la tesi in un'intervista ad Anna Maria Greco su Il Giornale, pagina 7. Wagner, la brigata putiniana, in contatto in Libia con i trafficanti di esseri umani. Il terremoto in Turchia e Siria spingerà migliaia di persone a partire con nuove migrazioni. Così dice il ministro degli esteri e vice premier. Sono i mercenari di Mosca, di Putin, che spingono i migranti in Italia. C'è poi una doppia pagina del Giornale che solleva un altro caso a proposito di Russia, un altro Russia Gate che scuote Strasburgo. Se ne occupa Stefano Zurlo, pagine 10 e 11. È la Polonia che accusa soldi di Mosca agli eurodeputati, non solo Qatar, non solo Marocco e Mauritania, ma anche Mosca, la Russia, che ha pagato gli eurodeputati, e la denuncia del premier polacco Morawiecki. Ho le prove e le rivelerò. Non c'è un'inchiesta in corso, i nomi dei parlamentari sono ancora ignoti. Parla Maria Teresa Bellucci, eurodeputata, viceministra, di Fratelli d'Italia,
In ballo c'è la sicurezza dell'Europa, il Cremlino conosce la guerra ibrida, dice l'esponente del partito di Giorgia Meloni, dietro l'aumento degli sbarchi c'è l'ombra della milizia Wagner che opera in Africa. Il decreto immigrazione dà risposte anche con il lavoro. L'opposizione si confronti con noi sui contenuti e non sulle ideologie, bla bla bla. E l'allarme del Copasir però è ripreso da Felice Manti a pagina 11 del giornale. L'Italia è il paese più bersagliato, tutti i tentativi di infiltrazione. Ultima relazione dell'era Urso che individuava dentro il Copasir, cioè il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, il pericolo di pressioni russe. Da Prodi a Di Maio, tanti sono vicini anche alla Cina e Conte invitò i soldati russi, ricorda. Sul giornale il caporedattore Felice Manti. C'è del marcio al Parlamento europeo, lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, che punta il dito sulla Russia. Colpevole, la Russia, di voler influenzare le decisioni europee a suon di mazzette, tangenti, soldoni. In Italia come siamo messi? Malissimo. Non c'è solo il caso dell'ex CGIL, il compagno Antonio Panzeri, niente affatto isolato, ricompensato con valanghe di euro per manipolare le istituzioni europee a favore di Qatar e Marocco. L'Unione Europea si è raccomandata di impedire il reclutamento di ex politici di alto livello a fine mandato, per distinguere la legittima attività di lobby dalla corruzione. In gergo si chiama elite capture. Si reclutano politici di rango, ex amministratori, per lanciare guerre ibride e indebolire l'Unione Europea. L'esempio è quello del cancelliere tedesco socialdemocratico Gerhard Schröder, ingaggiato da Gazprom, l'ex premier del Belgio Yves Le Terme o l'ex commissario ceco Stefan Füle, finito nel board, nel consiglio di amministrazione della CFC China Energy. Ne parlò l'ultima relazione del Copasir a guida di Adolfo Urso. Da segnalare ancora, a proposito di articoli interessanti di oggi su Libero, pagina 14, la rubrica I terzisti, la 171esima intervista di Giovanni Terzi, che oggi intervista Dokun Isa, uiguro, cioè cinese di minoranza musulmana. Stupri, torture e schiavitù così rieducano a Pechino. L'esponente uiguro ammette i passi avanti fatti dall'Italia fino a pochi anni fa, succube del regime comunista. Ora riconoscete il nostro genocidio. Nei campi di rieducazione sono reclusi 3 milioni di uiguri. Sono campi di schiavitù, deportazione forzata, dove la violenza è norma. 6 anni fa venni arrestato prima di parlare al Senato. Poterlo fare adesso ha mostrato che l'Italia non permette più al lungo braccio della Cina di agire. Pagina 14, da leggere l'intervista all'esponente uiguro della minoranza uigura Dokun Isa, politico uiguro che nell'88 studiava all'Università dello Xinjiang, guidò la manifestazione studentesca 15 giugno dell'88 contro le discriminazioni e i trattamenti ingiusti sugli uiguri. Stiamo parlando del 1988. Per questo motivo fu espulso dalla scuola. Nato nello Xinjiang, regione dove vive la minoranza musulmana degli uiguri, negli anni '80, dopo le scuole, si iscrive alla facoltà di fisica, diventa uno dei leader studenteschi a favore della democrazia. Nell'87 fonda Unione Studentesca Scienza e Cultura, partecipa ad iniziative per eliminare l'analfabetismo. Nel 1989 è espulso dall'università, sottoposto a lavori forzati e a corsi di rieducazione. Studia l'inglese e il turco dal 90 al 94 all'Università Lingue Straniere a Pechino, subisce minacce e intimidazioni dal Partito Comunista, fugge in Turchia, si laurea in politica e sociologia, si trasferisce in Germania, si laurea in informatica a Monaco, continua a difendere i diritti del suo popolo. Le autorità cinesi lo hanno inserito nella blacklist dell'Interpol. Dal 96 svolge ruolo decisivo nell'istituzione del Congresso Mondiale della Gioventù Uigura in Germania. Nell'aprile 2004 istituisce il Congresso Mondiale Uiguro, è stato anche vicepresidente. Dokun è in esilio dal 96, vive dal 2006 a Monaco di Baviera, ha cittadinanza tedesca. Da non perdere la sua conversazione con Giovanni Terzi su Libero, mentre Mauro Bottarelli sul sussidiario.net interpreta a suo modo la vicenda SVB, Silicon Valley Bank, la mossa statunitense che rende l'Unione Europea epicentro della crisi. Con Silicon Valley Bank l'incidente controllato è perfettamente riuscito, ora godiamoci gli effetti collaterali tutti in Europa.
esattamente come il fallout delle sanzioni alla Russia che colpiscono negativamente l'Europa. Tranquilli però, gli Stati Uniti ci vogliono bene e sono alleati su cui fare affidamento. La conferma l'eco mediatica dell'amministrazione controllata della misconosciuta Silicon Valley Bank. Sui siti di informazione subito toni da Lehman Brothers. Come si fa a continuare ad alzare i tassi mentre il mondo trema per le banche che rischiano di crollare? Una serie Netflix, scrive Bottarelli, non sarebbe stata più credibile. E il fatto che tra decine e decine di banche di credito medio, piccoli statunitensi che affrontano, medio piccoli, chiedo scusa, tra decine e decine di banche di credito medio piccole statunitensi che affrontano da settimane una restrizione delle riserve, il fatto che tra decine di banche di questo tipo ad andare a gambe all'aria sia stata quella col nome a più alto tasso di appeal virale, Silicon Valley, dovrebbe far riflettere. Altra riprova della bontà di un'operazione sapientemente costruita a tavolino? Appena giunta la notizia della decisione presa dai regolatori della California, il rendimento del Treasury Bond a 2 anni è tornato sotto i tassi Fed Funds per la prima volta dallo scorso novembre. Ma c'è dell'altro, l'immagine che poi pubblica nel suo pezzo Bottarelli è la prima pagina di una brochure della Silicon Valley Bank contenente un aggiornamento di metà trimestre, con toni tranquillizzanti, nonostante le difficoltà e i nuvoloni all'orizzonte. A detta del management della Silicon Valley Bank c'erano 180 miliardi di dollari di liquidità su cui fare affidamento. Insomma, è stata sparata grossa come un esperimento controllato. I frutti amari adesso li vediamo per l'Europa, scrive Bottarelli. Tutti sapevano che l'incidente controllato sarebbe arrivato dagli Stati Uniti, campioni del mondo nel risveglio a orologeria dei Frankenstein finanziari. Ma se oltreoceano, oltre Manica e in Giappone si è atteso, in Europa le posizioni nella Banca Centrale Europea si sono già estremizzate e il mercato lo sconta. Quello bancario in testa. Attenzione, ieri a mezzogiorno il titolo Montepaschi perdeva il 7%. Vuoi vedere che ad AXA hanno la palla di vetro o il mitico zio d'America che vive in California e lancia spoiler? Forse semplicemente i manager sanno fare il loro mestiere e non politica come qui. Arriva il re d'azione, vedremo. Mentre il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, è in missione a Roma. L'Italia deve ratificare. Berlino intanto attacca l'Italia sul debito pubblico. All'Eurogruppo si accende lo scontro, scrive La Stampa, in questo caso in primo piano, pagina 12, sulle linee guida di bilancio pubblicate dalla Commissione europea. La Germania non vuole la flessibilità sui conti pubblici già dal 2024. Prima dobbiamo accordarci sul nuovo patto di stabilità, dice la Germania. Il meccanismo europeo di stabilità sostiene i Paesi membri in caso di crisi finanziaria e rischio di default. Alcune modifiche procedurali attendono la ratifica dell'Italia. 19 i Paesi membri del MES o European Stability Mechanism. Contributo dei Paesi al fondo: Germania 27%, Francia 20%, Italia 17,9%, Spagna 11,9%, Paesi Bassi 5 e qualcosa, Belgio 3%. Capitale autorizzato 700 miliardi di euro, 80 quelli versati dagli Stati, 14 dall'Italia, e le turbolenze degli ultimi giorni mostrano l'importanza della ratifica della riforma del MES, che permetterebbe di avere il backstop per il fondo di risoluzione unico che servirebbe proprio da paracadute nel caso in cui le banche europee dovessero far fronte a una crisi. I timori legati al crack della Silicon Valley Bank, eccola qua, si sono trasformati in un assist per tornare a fare pressione sul governo italiano sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità. Il nuovo strumento servirebbe proprio ad affrontare gli effetti di una potenziale crisi delle banche dell'Eurozona. Ma guarda un po', forse che c'ha ragione il complottista Bottarelli. In ogni caso, altro tema, in primo piano sulla Repubblica, in questo caso a pagina 7, siamo a Chelibia, in Tunisia, racconta l'inviato Leonardo Martinelli di giovani della classe media che fuggono dalla Tunisia. Ora fuggono non i poveracci, i giovani della classe media. Non ho più rivisto mio figlio, dice un genitore. La deriva autoritaria del presidente Sayed allontana il prestito del Fondo Monetario da 1,9 miliardi per evitare il default, scrive ancora Repubblica. Stanno partendo i giovani bene, più o meno, insomma, della classe media. La spara grossa invece, come è solito fare, peraltro non di rado, Gianfranco Miccichè, uomo berlusconianissimo, rappresentante di Forza Italia in Sicilia. In Sicilia tornerà la politica di 40 anni fa. Qui non si può essere liberi.
Berlusconi è stato obbligato a scegliere, mi sono dimesso perché ho capito che era in difficoltà. Alla fine sembrava che io dovessi consolare lui, dice l'ex coordinatore regionale di Forza Italia, dimissionario dopo il braccio di ferro col governatore Schifani. In Sicilia andrà avanti la classe politica che ha soppiantato quella che c'è stata fino ad oggi, la classe politica di 40 anni fa, identica, la maggior parte dei volti ci sono ancora tutti. Il rinnovamento era lui invece, che lì da quasi 40 anni pure. Comunque va segnalata ancora, poi andiamo alle prime pagine, una intera pagina, pagina 17 della Stampa, dove parla la moglie dell'ambasciatore Attanasio, ammazzato in Congo il 22 febbraio del 21 col carabiniere Vittorio Iacovacci e il suo autista Mustafa Milambo. Il 18 gennaio del 22 i killer vengono consegnati al governatore militare dello stato del Nord Kivu in Congo con foto messe sui social dalla polizia congolese. Il 6 marzo scorso, qualche giorno fa, la pubblica accusa del tribunale di Kinshasa ha chiesto per i 6 arrestati la pena capitale, la pena di morte invece dell'ergastolo. Zakia Seddichi, la moglie di Luca Attanasio, raccoglie firme contro l'esecuzione della pena capitale per i killer di suo marito. Luca amava la vita, no alla pena di morte. Uccidere i suoi killer non è vera giustizia, dice Zakia Seddichi. Ho lanciato una petizione perché non finiscano sul patibolo. La loro esecuzione sarebbe una vendetta che offende la memoria di Luca. Alle figlie non insegnerò l'odio. Se mio marito fosse qui si opporrebbe anche lui alla pena capitale. Alle mie bambine trasmetto valori, non rancori. L'odio è l'opposto dell'umanità. Luca amava la vita e la pena capitale ne è la negazione, perché aggiunge morte a morte. Intanto la Nigeria del Nord non riconosce il nuovo presidente. Bola Ahmed Tinubu, il gigante dell'Africa, rischia l'implosione. È il paese più popoloso dell'Africa, spaccato in due tra crisi economica e minaccia del terrorismo islamico, dello Stato islamico, dell'ISIS. Andiamo bene. Sempre in primo piano sulla Stampa poi c'è da segnalare subito la testimonianza di Bruno Macchioni, ex primario di ostetricia all'ospedale di Venaria, Torino. Per 16 giorni in un letto, io, ex primario, vi dico che questa sanità è disumana. L'ha scoperto da paziente. Pazienti senza assistenza e sostegno morale. I miei colleghi si devono ribellare. L'ex primario Bruno Macchioni racconta di essere stato ricoverato il 29 settembre al pronto soccorso dell'ospedale di Chieri. Il giorno dopo è sistemato in ortopedia. Il 1 ottobre è operato per una frattura al femore. Per tutta la degenza non riceve l'assistenza specifica e le visite dei medici sono rare. Il 4° giorno dopo l'intervento vedo finalmente un dottore. Nessuno pensa alla nostra pulizia. Non possiamo lavarci né viso né denti. C'è troppo lavoro, il personale protesta per inopportune chiamate dai letti da parte dei pazienti. Di chi è la colpa? L'amministrazione non aiuta, ma i medici sono responsabili. L'ha vista brutta quando è andato dall'altra parte l'ex primario, quando è diventato un paziente. La Stampa riporta la sua esperienza, pagina 21, da lui raccontata. Andiamo comunque come un solo uomo, anche se siamo in due. Saluto e ringrazio in parte tecnica Federico Borsari in regia. Avvenire. Il quotidiano di ispirazione cattolica apre sui naufragi. Si guarda, ci si limita a guardare. Altra barca lasciata a lungo senza aiuti, 30 vittime. Accuse alla Libia e ai russi. Il governo teme un aumento dei flussi e punta a potenziare i corridoi umanitari. Si valuta anche l'impiego della Marina Militare. Colloquio fra Giorgia Meloni e il cardinale segretario di Stato del Vaticano Parolin. Il capo della Wagner intanto attacca Crosetto. Sisma anche sulle borse, Biden prova a rassicurare, in crisi alcune banche americane ma i depositi al sicuro, Milano perde il 4%. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con la Silicon Valley Bank, affondano le borse, eccolo qua, l'allarme galattico, lunedì nero, l'Europa brucia 291 miliardi, gli americani hanno i soldi al sicuro, ha detto il loro presidente Biden, i nostri sono al sicuro, di sicuro. Timori di un contagio, ma Gentiloni, commissario europeo agli affari economici ed ex premier impareggiabilmente in Italia, per ora nessun pericolo, dice Gentiloni. C'è Alberto Tomba che si racconta a Flavio Vanetti, il mio ritiro rese felici molti, rimpiango gli anni 90, non solo lui. E poi ancora in primo piano
Covid, perché abbiamo diritto alla verità anche parziale, il pezzo dello scrittore Paolo Giordano, e la brigata Wagner dietro gli sbarchi, la notizia di giornata, lite fra l'Italia e la Russia. Dice Giorgia Meloni, si rischia l'invasione, diciamo così, per colpa dei russi. Non lasciamo l'Africa ai russi, ha detto Giorgia Meloni, mentre il ministro Crosetto è stato colui che ha lanciato la questione, puntando il dito contro la brigata putiniana Wagner. Ma la replica di Mosca è molto dura. Non ci occupiamo di migranti. Poi in primo piano sul Corriere della Sera si affaccia la vicenda milanese, lo stop del prefetto di Milano, quindi del governo, al sindaco Beppe Sala. Bloccare la registrazione dei figli di coppie LGBT. Ma il sindaco Sala intrepidamente dice: darò battaglia. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è col solito fotomontaggio, ci sono Crosetto e il capo dell'armata Wagner, Prigozhin, falliscono sui migranti, danno la colpa a Putin. L'ultima sparata, è il caso di dirlo, il ministro della difesa, di Crosetto, l'armata Wagner dietro gli sbarchi dell'Africa. Piovono smentite, arrivi tripli per energia rincarata, sisma turco e ribaltone in Tunisia. Queste le spiegazioni del Fatto sugli arrivi di migranti. Mentre l'agente dello spettacolo Lucio Presta ha vinto la causa contro Ether Parisi e le manda l'ufficiale giudiziario e i carabinieri nello studio televisivo per pignorarla fino al bonifico. Quindi possono farlo tutti. O no? Si domanda il Fatto. Forza Italia si schiera con il Movimento 5 Stelle. Torni il super bonus. I forzisti hanno presentato emendamenti uguali a quelli del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera. La conversione del decreto, che ha cancellato gli sconti in fattura sui bonus edilizi, si annuncia più difficile. E sempre dalla prima pagina del Fatto, la vignetta di Natangelo: in verità vi dico, gli ultimi se la sono cercata. Chiedete e vi sarà dato, ma solo se non siete occupabili, perché la pacchia è finita. Ama il prossimo tuo, ma niente roba gay. Lo dice Gesù, e il Padre Eterno. Gesù, da meloniano sei davvero insopportabile. Fa ridere, pare. Comunque, contagio sulle borse, sui crack bancari gli Stati Uniti si salvano e inguaiano noi. Anche qui c'è il complottismo all'orizzonte, gli Stati Uniti si salvano ma mettono nei guai l'Europa. E poi cacicchi di Elli, nel Partito Democratico c'è il nuovo che avanza, De Luca Junior, Gori, sindaco di Bergamo, Ermini e Bossio, protagonista di grandi storie calabresi, Enza Bruno, Bossio e Adamo, ve lo ricordate? Adamo ed Eva, eccetera, eccetera. Tanto tempo fa. Adamo era uno dei nomi forti del Partito Democratico in Calabria, presidente del Consiglio regionale, protagonista di vicende gustose, diciamo così. Basta googlare e ve lo scoprite da soli. Mentre l''ndrangheta padana, interdittive contro i mafiosi, il record è a Reggio Emilia, ma questo lo vediamo dopo. Nel frattempo Marco Travaglio si occupa dei nasi comunicanti. Il naso di Elly Schlein non è ebraico, è etrusco, come aveva detto lei con una battuta. Mi chiamano per replicare a una polemica di quel circoletto di onanisti, volgarmente segaiuoli, chiamato Twitter, sulla caricatura di Elly Schlein firmata dal nostro Francesco Federighi, vignettista, in prima pagina sul Fatto. Qualche genio la chiama fotografia, qualche gigante del pensiero tira in ballo l'antisemitismo per via del nasone, che la titolare, più spiritosa dei servisciocchi, definì etrusco. Naturalmente non replico un bel nulla, sarebbe come spiegare una battuta o una barzelletta a chi non l'ha capita. Peraltro, non solo la Schlein è stata raffigurata con il nasone, con le fattezze distorte, tutti coloro che sono stati raffigurati dal vignettista in questione sono stati raffigurati coi tratti del volto distorti, è una sua caratteristica. È una roba tipica della satira, della vignetta, insomma ci sta, è normale. Anche questo però è un segno dei tempi, scrive Travaglio. Sono i dittatori che ingaggiano pittori di corte per farsi il ritratto autorizzato. Dove la stampa è libera, i potenti vengono sbeffeggiati dalla satira e dalla sua forma più bonaria, la caricatura, che, dice la Treccani, è un ritratto che senza abolire la rassomiglianza con la persona ne accentua in modo ridicolo o satirico i tratti caratteristici. Il disegnatore Federighi ha lavorato per varie testate, fra cui l'Espresso, caricaturando uomini, donne, LGBTQ di destra, centro e sinistra, il naso lungo di Conte, le orecchie a sventola della Raggi e del Papa, le occhiaie della Meloni, i dentoni di Renzi.
Forattini è nella storia grazie a Fanfani Nano, Andreotti Gobbo, Spadolini diversamente virile, Fassino scheletrico. Nessuno si scandalizzò. Allora la censura colpiva la satira più feroce, quella in TV. Tognazzi e Vianello sul presidente Gronchi, Fo e Rame sulle morti bianche, Grillo su Craxi e Telecom, i Guzzanti su Berlusconi e Bossi, Luttazzi un po' su tutti. Poi la satira sparì dalla TV, a parte Crozza. Il Fatto, nato per dar voce a chi non ce l'ha, ne è impregnato in ogni pagina e finisce spesso nel mirino dei censori, eccetera, eccetera. Nei paesi seri la censura è una cosa seria pure. Nel paese di Pulcinella, conclude Travaglio, si strilla contro le caricature, anche perché un caso come quello di Lineker BBC non ce lo possiamo permettere. Qui uno come Lineker non verrebbe mai censurato perché nessuno gli avrebbe dato un programma. Pensa un po'. Lasciamo con ciò il Fatto Quotidiano, andiamo rapidi alla prima pagina del giornale. Il giornale, ancora per poco di Berlusconi, si occupa di soldi e bomba migranti. Mosca fa esplodere l'Europa, intrigo internazionale e la Polonia, eurodeputati corrotti dai russi. Questa è la denuncia che abbiamo già visto prima. Il governo italiano, per parte sua, dice che c'è la Wagner, la brigata putiniana, dietro l'invasione di migranti dalla Libia, magari anche dalla Tunisia, però principalmente dalla Libia. Sono i mercenari in azione, dice Tajani. Il presidente del Consiglio europeo Michel contro von der Leyen, terremoto a Bruxelles, scrive ancora il quotidiano Il Giornale in prima pagina. Perché terremoto a Bruxelles? Vediamo se ne capiamo qualcosa di più, o se no rimane così. Terremoto a Bruxelles, ce lo cucchiamo così, come un ipse dixit. Sulla bomba russa, vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, l'Europa pronta a varare misure per i rimpatri. Il ministro della difesa Crosetto denuncia l'aumento dell'immigrazione dovuto alla Wagner, la replica del capo della milizia. Insomma, non ho capito il perché, ma comunque poco importa, visto che in Europa succede poco e nulla dal punto di vista politico, molto dal punto di vista burocratico e comunque e affaristico. In ogni caso, il crack della Silicon Valley, precipitano le borse europee, scrive anche il giornale, dimenticata la lezione del caso Lehman Brothers, delle colpe degli Stati Uniti, sottolineate da Angelo Allegri. Per la finanza torna l'incubo Lehman Brothers 2008, lezione dimenticata. Dopo la grande crisi, il Congresso degli Stati Uniti approvò nuove norme più severe sui bilanci bancari. 5 anni fa la marcia indietro per colpa di Donald Trump, sostanzialmente, che ha riliberalizzato il tutto. Sempre dalla prima pagina del giornale, magistratura senza pace, racconta Luca Fazzo, truccato un concorso, non c'è pace per i magistrati. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha rilevato che alcuni mesi fa è stato sventato il tentativo di truccare il concorso dei magistrati. Indagati un docente e un candidato. Il PD di Ellis Line trova posto anche alla moglie di Furfaro. Il vice segretario del PD dovrebbe essere l'ex SEL, ex Zingaretti, Marco Furfaro, la cui compagna, Maria Pia Pizzolante, ha avuto come premio di consolazione un posto in direzione, mentre Salvini guida il fronte dei no allo stop ai diesel e benzina. Il futuro è incerto, sono le parole del commissario europeo all'industria Thierry Breton, che lasciano uno spiraglio aperto rispetto al dietrofront europeo sullo stop ai motori endotermici nel 2035, scrive il giornale in prima pagina. Dal giornale al giorno, Nazione, il Resto del Carlino, il quotidiano nazionale, tremano altre banche statunitensi e le borse vanno KO. E poi la cronaca locale. Christian Donzello, 16 anni, muore in ospedale dopo essersi schiantato contro un'auto in una zona industriale di Biassono, Monza. In sella a una moto enduro 125 gareggiava con un amico diciottenne, anche lui alla guida di una moto, rimasto ferito. Il momento dell'impatto è stato ripreso con gli smartphone. Dal pubblico ai bordi della strada decine di giovani assistevano alla sfida tra motociclisti. Sfida davanti al pubblico in un quartiere industriale, organizzata così, alla bella e meglio. È finita malissimo. Mentre lasciamo il quotidiano nazionale, andiamo a vedere il Mattino di Napoli. Qui c'è in primo piano la denuncia dell'ennesimo fattaccio di criminalità. A Napoli un branco assalta un 14enne. Un altro caso shock dopo il 12enne ferito. 30 contro la 14enne, una ragazza 14enne che è stata assaltata, aggredita, 30 contro di lei, cappelli strappati.
ciocche di capelli neri per terra, lì dove una ragazza di 14 anni poco prima era stata massacrata di botte da una dodicenne e dalle sue amiche. Tutte donne sono le protagoniste di questa storia. Un motivo? Il motivo, la gelosia per i messaggini WhatsApp al fidanzato della Guzzina. Fidanzatino della Guzzina, scrive Il Mattino. Accade nel napoletano ancora un episodio di violenza tra minorenni dopo il caso del dodicenne accoltellato. Una rete di prevenzione, indignarsi non basta più, scrive Gemma Tuccillo in prima pagina sul quotidiano napoletano. Ne ho conosciuti tanti, troppi, spavaldi, provocatori e poi improvvisamente disorientati e fragili. Col tempo sempre più giovani e piccoli, sfrontati e inconsapevoli, armati di coltello, talvolta pistole, ma prima ancora armati di rabbia, con radici antiche e declinazioni sempre nuove. Qui si vira sul sociologico e comincia a irritarsi la cute, diciamo così. In ogni caso il Mattino mette il fatto in prima pagina, giustamente diremmo. A Napoli 7,2 milioni di euro per asili nido e disabili, in arrivo più fondi, soprattutto al sud, scrive il quotidiano napoletano. Asili nido, disabili, quest'anno saranno consegnati 225 milioni extra ai comuni che hanno bisogno di rafforzare 23.000 posti, servizio asili nido e 10.000 trasporto studenti disabili. Sono soldi che arrivano in automatico, senza far richiesta né progetto. Tornano indietro in modo altrettanto automatico se i servizi non saranno attivati. A Napoli sono in arrivo per il 2023 7,2 milioni di euro, scrive Il Mattino. Il Tempo di Roma. A tutta pagina i migranti li manda la Russia e secondo i nostri servizi segreti i mercenari putiniani Wagner sono responsabili dell'esodo di migranti dal Nord Africa all'Italia. Lo dice Crosetto, è una guerra ibrida per colpire Italia, Unione Europea, Alleanza Atlantica. E sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, Silicon Valley Bank che affonda le borse e la questione dei balneari che va risolta entro il 20 aprile. Subito la mappa delle concessioni, scrive il quotidiano Il Tempo, che poi si occupa allo stop ai motori termici che diverrà più graduale, si salda l'asse italo-tedesco contro la transizione green in Unione Europea. Repubblica, vediamo subito, apre con le banche centrali sotto accusa, la crisi della Silicon Valley Bank che si abbatte sulle borse europee, l'intervento della Casa Bianca a rassicurare i mercati. Record di perdite a Piazza Affari. Di spalla la questione migranti, Roma, Malta, Libia, le chiamate ignorate che hanno causato l'ultima strage. E poi ancora, tornando alla vicenda delle banche, l'Italia, tanto per cambiare, rischia la tempesta perfetta, scrive Claudio Tito da Bruxelles. Lo sguardo ora si rivolge improvvisamente, ma guarda un po', verso l'Italia, verso il suo debito pubblico, i rischi della speculazione sui mercati finanziari, perché nei momenti di difficoltà le attenzioni si dedicano sempre ai più fragili e tra i più fragili ci siamo noi. In prima pagina, sanità, i piani di Angelucci, ora punta al nord e al Lazio del presidente Rocca. Lirio Abbate, pagina 13, ma ci arriviamo dopo perché c'è anche un articolo sul quotidiano Il Foglio a proposito di Angelucci, ma anche della nostra radio, come vedremo. L'azzardo morale di Biden, firmato da Carlo Bastasin, la questione della Silicon Valley Bank, e poi rubli, liti e scandali. In Russia si è frantumata l'opposizione a Putin, scrive La Repubblica in prima pagina. Andiamo alla consorella Agnelli Elkann, per parte Agnelli Elkann, La Stampa di Torino, Crosetto e la Wagner, è rissa sui migranti, e poi Meloni che parla ai cardinali con il segretario di Stato Parolin. Ho la coscienza pulita, dice il premier italiana. Veronesi accusa Salvini, Veronesi dovrebbe essere lo scrittore, taci, non hai umanità, cosa interessantissima, mentre Bonaccini pressa Schlein. Ora segreteria unitaria. L'Italia dei divieti, a Milano il prefetto al sindaco Sala non riconosca i figli delle coppie LGBT. Niente più registrazioni di figli nati da coppie dello stesso sesso a Milano. Così il prefetto al sindaco Sala. E ancora dalla prima pagina della Stampa la questione della siccità. Salviamo la pioggia, scrive Francesco Moscatelli. Mancano le scorte d'acqua e corsa a costruire gli invasi artificiali. Il capo investimenti del fondo Kairos, Guido Maria Brera, interviene sul quotidiano torinese per spiegare la questione Silicon Valley Bank. È un caso tipicamente americano, frutto della deregolamentazione, colpa di Trump che ha deregolamentato di nuovo, ma non è un'altra Lehman Brothers.
è destinata a rimanere nei confini americani, dice Brera, sicuro che il crack della banca californiana non si ripercuoterà sul sistema europeo. Il buongiorno di Mattia Feltri chiude come sempre dal lunedì al venerdì la prima pagina della Stampa. Insostenibili leggerezze è il titolo di oggi. Nemmeno Simonetta Sciandivasci, che ne ha scritto ieri sulla Stampa, mi convincerà a leggere il libro Nome in codice Elitar 1. È il libro con cui Ariane Chemin, giornalista di Le Monde, ha intervistato, o meglio, ha cercato di raccontare i suoi vani tentativi di ottenere un'intervista da Milan Kundera. Lui non ne concede da 38 anni, né va in TV né scrive sui giornali. Ma il nostro problema con Kundera non è riuscire a intervistarlo, è riuscire a capirlo. Non ricordo a chi appartenga, ma c'è una frase: fascismo non è soltanto imporre di stare zitti, ma anche imporre di parlare, che mi torna in mente se sento parlare di Kundera, specialmente se sento parlare dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Libro in cui il protagonista, Tomasz, rifiuta di firmare 2 lettere. La prima gliela sottopone il regime comunista di ritrattazione di un articolo critico con la dittatura. Non firmo lettere che non ho scritto, risponde. E per campare dovrà fare il lavavetri, da che era medico. Allo stesso modo risponde ai dissidenti che vogliono la sua firma in calce a una lettera di pura testimonianza per la liberazione di prigionieri politici. Il primo no, ha scritto Francesco Piccolo in un saggio, fa di Tomasz un eroe. Il secondo ne fa un uomo libero, libero di non intrupparsi fra i sacerdoti del giusto, cavalcatori di ogni ovvietà, intenti solo a certificare la loro purezza e a commuoversene. E chi non ci sta è complice del male. La mia morale, dice Kundera, è oppormi alla pratica di giudicare subito e di continuo tutto e tutti, nel giudicare prima di e senza aver capito. Magari un giorno riusciremo a intervistarlo, intanto possiamo provare a leggerlo. Con ciò lasciamo anche la Stampa e vediamo la prima pagina della Verità di oggi. La Verità si occupa in apertura del PD che ha dichiarato guerra all'Italia, il pezzo del direttore Belpietro. Perché cos'è successo? Al grido di vergogna, il partito, ora guidato dalla gruppetta Schlein, strumentalizza ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Meloni. In realtà danneggia solo il paese, come aveva capito bene il compagno Minniti che impose la linea dura anti-migranti. E il governo intanto accusa la mano di Putin dietro gli sbarchi. In taglio alto il lockdown per gli ospedali al collasso, però respingevano medici e infermieri. Raccontano Francesco Borgonovo e Alessandro Rico. Nelle carte dell'inchiesta di Bergamo i clamorosi ritardi nell'acquisto di materiale sanitario in pieno stato d'emergenza. Intanto i burocrati del Ministero della Salute rimbalzavano le offerte di intervento dei professionisti con titoli presi all'estero. In primo piano ancora sulla Verità il papà di Maria Elena Boschi, processo di mafia, Babbo Boschi in aula per lo strano affare svelato dalla Verità. Alle pagine 12 e 13 l'articolo di Giacomo Amadori su una storia molto raccontata molto in dettaglio, appunto per 2 pagine intere. Papà Boschi, il papà di Maria Elena, è stato sentito come testimone in un procedimento per mafia. Ex banchiere, il papà di Maria Elena Boschi, dovrà riferire sulla compravendita di una fattoria nell'Aretino costata 7 milioni e mezzo. Un imputato, Francesco Saporito, sostiene di avergli dato 250.000 euro in contanti per turbare un'asta. Il racconto lo trovate appunto a Affari Pericolosi a pagina 12 della Verità. A pagina 13 il pezzo di Fabio Amendolara sulle endrine che riciclano denaro in Toscana. Comincia il processo. Alla sbarra 2 calabresi, compreso un ex socio di papà Boschi, sotto accusa per l'acquisto di una tenuta agricola, insomma 'ndrangheta nelle vicinanze della famiglia Boschi, diciamo così. Mentre sempre dalla Verità in prima pagina, così racconta naturalmente il quotidiano La Verità. In prima pagina ancora Daniele Capezzone e Camilla Conti sulle borse a picco per il fallimento della Banca dei Buoni e l'eccesso di difesa di Biden. Startup green, agenda gender, la Silicon Valley Bank era molto woke, molto politicamente corretta, fino al midollo. E l'ombrello totale del presidente solleva sospetti, scrive La Verità in prima pagina, pagine 10 e 11 il dettaglio. In America fallisce un altro istituto, SVB,
Silicon Valley Bank che trascina a piccole borse europee. Il contagio si allarga a Signature Bank, HSBC rileva la filiale inglese e la Fed pensa a frenare sui tassi mentre la BCE vuole tirare dritto. Daniele Capezzone si sofferma sulla natura particolare di questa banca. Biden spalanca il maxi ombrello per proteggere la banca dei buoni. Polemiche sulla decisione di garantire i depositi pure oltre i $250.000. Il gruppo bancario in questione, Silicon Valley Bank, finanziava start-up verdi, è il simbolo dell'ideologia politicamente corretta, vuole imporci il futuro ecologico ma non ha saputo vedere la realtà. Venderla sì, vederla no. Mentre sempre dalla prima pagina della Verità, anche l'Austria al fianco di Roma, strada sbarrata all'auto elettrica. Chiudiamo con Gabriele D'Annunzio, ricordato da Marcello Veneziani, il poeta soldato che aborriva il servizio militare, le contraddizioni di D'Annunzio ma anche di Mishima, Céline, Nietzsche e Proust. Scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla Verità di stamani. Il dettaglio a pagina 19. Il ricordo di Gabriele D'Annunzio, 160 anni, il poeta soldato che non voleva fare il militare. Il D'Annunzio della maturità fu famoso per i suoi discorsi interventisti e per le sue gesta ardite, ma da ragazzo fece di tutto per evitare la naia. E quando gliela imposero si dichiarò disperato. Ma non è l'unico caso simile fra gli scrittori di destra, scrive Veneziani. Autori non marziali come Proust e Kafka servirono la nazione con entusiasmo. Anche i fascisti, tra virgolette, Drieu e Eliade, disprezzarono la vita in caserma, la vita militare, ricorda Marcello Veneziani per chiudere la prima pagina della Verità. A chiuderla peraltro c'è l'articolo di Carlo Tarallo sul voto oggi in commissione. La maggioranza blocca il blitz dell'Unione Europea a favore dell'utero in affitto. Commissione Politiche Europee del Senato. Oggi il centrodestra presenterà una mozione per bocciare il regolamento europeo che imporrebbe agli Stati di accettare i rapporti di filiazione tra bambini e coppie omosessuali. Un tentativo, scrive la Verità, di legittimare surrettiziamente la pratica dell'utero in affitto, illegale in Italia e in quasi tutti i paesi europei. Favorevoli invece PD e Movimento 5 Stelle. Dalla Verità passiamo al Libero e il quotidiano di Alessandro Sallusti apre la sua prima pagina con il PD della Schlein che si schiera coi ladri, sempre dalla parte sbagliata, il partito di Elli contro chi filma le borseggiatrici sui mezzi pubblici. La questione è scoppiata a Milano. Ignora i derubati che sono le vere vittime, scrive Francesco Specchia. L'iniziativa di una consigliera trans del PD a Milano che ha criticato un sito, Milano Bella da Dio, che documenta le borseggiatrici. Una cosa tra l'altro utile, perché così qualcuno le vede e le può riconoscere in anticipo o no. Mentre secondo qualcuno andrebbero solo segnalate alla polizia senza metterle sui social, il che sarebbe come dire teniamo le immagini in archivio e le secretiamo. Comunque la banca green che fa crollare le borse, la banca dei buoni, Silicon Valley Bank, la banca woke, la banca politicamente corretta, la banca che ha venduto fuffa e che adesso addirittura dovrebbe far saltare per aria l'Europa, l'Italia, i deboli, gli indebitati, cioè noi, cioè gli italiani. Comunque c'è poco da ridere, cosa ridi? Sempre dalla prima pagina del quotidiano Libero, salviamo l'orso trentino, interviene Vittorio Feltri, Sgarbi lo vuole portare nel suo ufficio perché non va abbattuto. È colpevole di fare l'orso, scrive Vittorio Feltri, è colpevole di essere se stesso. Professori e studenti contro Ramelli, un picchiatore, le balle dei collettivi. Qui invece interviene Francesco Storace. Abbiamo visto prima la contestazione a Milano alla sottosegretaria Frassinetti per il ricordo del giovane del Fronte della Gioventù ammazzato da esponenti dell'estrema sinistra beccati 10 anni dopo e trattati non malissimo dalla giustizia. Sempre dalla prima pagina del quotidiano Libero, De Benedetti, se vuol cambiare cominci da sé, l'editore fiscalmente residente, non solo fiscalmente ma anche fiscalmente in Svizzera, se ne occupa Renato Farina, editore fiscalmente residente in Svizzera ma fiscalmente incline a imporre a noi la patrimoniale, a noi italiani. La questione è affrontata da Renato Farina, c'è anche una orripilante foto a pagina 13 di Libero di De Benedetti che sul suo yacht acchiappa il sole con una panza da spavento. De Benedetti dal suo yacht vuole fare la rivoluzione.
Al vertice della finanza da 60 anni, l'ingegnere si propone, scrive l'agente Betulla, Renato Farina, come guida del movimento. Chiede la patrimoniale in Italia, ma vive in Svizzera. E il suo strombazzato libro non va. Si intitola Radicalità, è edito da Solferino, la casa editrice del Corriere della Sera. Per combattere la miseria, De Benedetti pensa a una super tassa su beni mobili e immobili. Ecologista e favorevole al bando delle auto a combustione. A chi gli contesta di non pagare le tasse in Italia, De Benedetti risponde che agli italiani ha già regalato una fondazione a favore dei disabili psichici e un quotidiano, l'impareggiabile Domani, la cui prima pagina oggi non vedremo perché non era particolarmente stimolante, ma che comunque ogni giorno mettiamo in rassegna stampa naturalmente, mentre il governo ha trovato i mandanti dell'immigrazione illegale, i russi. Tanto per cambiare, diciamo, si spara sulla croce russa, verrebbe da dire in questo caso. Comunque la Wagner ci insulta, Crosetto è una testa di C, puntini puntini, hanno fatto sapere quelli della brigata Wagner, i profughi come arma. Notizia che viene da qualche ambiente dei servizi segreti, che il ministro Crosetto, in particolare il ministro Tajani, hanno rilanciato alla grande, ma anche il capogruppo della Lega, Romeo, l'altro giorno, cioè ieri. Lasciamo con ciò anche Libero. Cosa ci rimane da vedere di estremamente interessante? Gli amici del Quotidiano di Sicilia che aprono la prima pagina con una questione, il turismo. Il turismo in Sicilia andrebbe sfruttato molto meglio e questa non è una novità. Purtroppo quasi tutti i comuni sono classificati come turistici e classificarli tutti come turistici è come non classificarne nessuno. Sempre in primo piano sul Quotidiano di Sicilia un'intervista al ministro della pubblica amministrazione. Esiste sia il ministro che la pubblica amministrazione, sono due notizie di oggi, esistono tutte e due. Il ministro Zangrillo è intervenuto a margine di un convegno per far sapere che la pubblica amministrazione deve prendere spunto dal settore privato per valorizzare le risorse. Questa rischia di essere catalogata come una delle facezie del giorno, una delle battute più simpatiche della giornata, mentre sempre dal Quotidiano di Sicilia, riforma del fisco. Il cantiere sta andando nel concreto, al vaglio l'ipotesi degli interpelli a pagamento, una scelta che se confermata andrebbe contro l'interesse del contribuente e contro i principi della tax compliance, cioè della correttezza fiscale. Ma andiamo a vedere il riformista di Piero Sansonetti che come al solito va giù leggero sulla questione migranti, strage di Stato 2. Dopo Cutro il governo ha detto che avrebbe salvato tutti e invece una nuova tragedia. ONG bloccate, guardia costiera scomparsa, così muoiono 30 profughi, scrive Piero Sansonetti che si avvale dell'opera cronistica di Casarini, Luca Casarini, l'indimenticabile capo delle tute bianche e di tante altre belle cose. Mentre il Foglio mette in prima pagina i sommari di GPT, di chat GPT, quelli veri. Si può vietare l'intelligenza artificiale nelle università? Ragiona il direttore Claudio Cerasa. I veri asini non sono gli studenti che usano chat GPT, ma i professori incapaci di trovare un modo per stimolare l'intelligenza naturale degli studenti e governare le innovazioni. Questo è il tema che affronta il direttore, ma poi c'è ampio spazio per l'analisi degli equilibri e delle questioni politiche di politica interna, governo in primis, la rotta di Giorgia Meloni alle prese con il boom di partenze di migranti, cerca di costruire un rapporto solido con la Chiesa cattolica e con civiltà cattolica, i gesuiti, che poi hanno espresso anche il Papa ovviamente. Ha parlato con padre Antonio Spadaro alla presentazione del libro L'Atlante di Francesco. A stata la Wagner, titola ancora il Foglio in prima pagina, altri soldi dalla Libia, teoria del complotto russo, la strategia migratoria del governo è tutta qui. Insomma, la teoria del complotto russo, secondo il Foglio, è un po' poca cosa, diciamo, per spiegare la questione del flusso di migranti dalla Libia. Il Foglio è scettico. C'è poi un pezzo in taglio alto sulla questione del crack della Silicon Valley Bank, è un gran monito per le banche centrali, il caso mette in discussione la stretta monetaria, tutti i guai mondiali con la liquidità e poi i timori di contagio. Dopo il crack della Silicon Valley, l'Eurogruppo rassicura sulla solidità europea in attesa della risposta della Banca Centrale Europea.
E sempre dal primo piano del Foglio di oggi, c'eravamo tanto armati, la Svizzera distrugge missili inglesi invece che inviarli all'Ucraina, la neutralità svizzera alla prova della guerra, e poi la questione della Moldavia. Le facce della piazza di Chisinau, la capitale moldava, tra pagati, aizzati, sabotatori. All'origine c'è sempre la Russia. Meloni International, pasticcio diplomatico, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma si sgonfia e poi l'Andreas Version di Andrea Marcenaro. Se becca uno scaffista lei, lo consegna all'altra. Se trova un capobastone, ma vada per un cacicco. L'altra lo consegna a quell'altra lei. Da presidente a segretario, per capirci, e viceversa. Vale tale regola su tutto l'orbe terracqueo. Tutto quanto che se poi girando l'una per l'orbe terracqueo di qua, mentre l'altra per l'orbe terracqueo di là, vedi mai che mettessero pure insieme una cesta di fichi, molto bene, di pizza e fichi, molto meglio, conclude Marcenaro. Dopodiché abbiamo un Berlusconi Lear. Nel pezzo di Carmelo Caruso, Angelucci e Meloni scalano l'impero. Sallusti torna al giornale, Forza Italia dice Berlusconi ha abdicato. Tuttavia l'articolo lo vediamo a parte. Giorgia Meloni e Matteo Salvini la cantano. Silvio Berlusconi la beve, scrive Carmelo Caruso. Cosa beve? La bibita preparata dai fratelli Angelucci. Presidente, il 70% del giornale è nostro, il 30% resta tuo. Al giornale tornerà Alessandro Sallusti, direttore. Lo desidera Giorgia Meloni e ogni suo desiderio sarà esaudito dagli Angelucci. Berlusconi ha abdicato, ma nessuno glielo dice. Venerdì sera si festeggiavano i 50 anni di Salvini, si brindava anche alla caduta di Silvio Lear. Un tempo sarebbe stato diffuso il video di Berlusconi che intonava Mala femmina, mentre oggi si diffonde la canzone di Marinella di Salvini e Meloni, I Jalis di governo, filmati da Nicola Porro. C'erano allo stesso tavolo Salvini, Meloni, Giorgetti, i fratelli Angelucci e deputati della Lega quando Berlusconi ha indicato Sallusti e annunciato: vi presento il nuovo direttore del giornale. È convinto di averlo scelto lui, ma con il 30% anche le righe delle sue interviste esclusive saranno ridotte. Meloni 70, Berlusconi 30. Sabato, dopo la festa di compleanno di Salvini, Angelucci è stato invitato a pranzare ad Arcore. Al re della Britannia erano rimasti vicini il matto di corte e il conte di Kent, e poi c'era la figlia. Berlusconi era invece senza Alicia Ronzulli, la Cordelia di Shakespeare, l'eroina leale che al padre diceva: mio signore, da voi fui generata, allevata ed amata, ma io ripago quei debiti al loro giusto valore. La sera del karaoke di Salvini e Meloni, Berlusconi si è guardato intorno e la sua schietta Cordelia mancava. Al suo fianco c'era solo Marta Fascina, la padrona che tiene oggi prigioniero il re e che pretende di dire la sua sulle partecipate di Stato, sulle commissioni bicamerali. In Parlamento non l'ha mai vista nessuno. Per il partito è la non moglie di Berlusconi. La non moglie ha pure i suoi damigelli dentro Forza Italia. Uno è Tullio Ferrante, suo compagno di scuola, sottosegretario ai trasporti. Gli altri sono i deputati Alessandro Sorte e Stefano Benigni. Le tengono sollevato lo strascico e strascicano di devozione. Anche Gianni Letta e Fedele Confalonieri sono oggi tenuti oltre cortina. Ci sono i video che testimoniano la prigionia di Berlusconi, schiavo d'amore, come lo era stato di Francesca Pascale, scrive Carmelo Caruso in questa roba shakespeariana, Berlusconi Lear, in prima pagina sul Foglio. La donna è per Berlusconi sia cardioaspirina sia arsenico. Mentre i jalis di governo Salvini e Meloni si sgolavano al pianoforte, un sire senza scettro, a bassa voce, conversava con Angelucci, l'editore più liquido d'Italia, il padrone di Libero, Giornale, Tempo, un giorno anche forse La Verità. Conversavano di quote esuberi, come quando Berlusconi non era altro che l'immobiliarista della Edil Nord. Per un momento Berlusconi aveva detto no alla vendita del quotidiano. Il giornale è mio. A quel punto sarebbero stati gli avvocati ad avvisarlo. Presidente, ricordati che se torni indietro devi pagare una penale agli Angelucci. Come da qui si arriva a Radio Libertà lo scopriremo soltanto dopo la pausa. Tra poco. Suspense. Suspense perché c'è tanta cosa, c'è tanta, vero? Vero in regia? Ce n'è tanta.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica investe le nostre regioni settentrionali e poi anche parte del centro. In mattinata precipitazioni diffuse al nord e sulla Toscana, neve sulle Alpi oltre 1200 metri, mentre sul resto del nostro paese i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio maltempo in spostamento dal nord-est verso il centro, specie verso Umbria, Lazio, regioni tirreniche fino alla Campania. Buon altrove calo termico al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E allora torniamo a questo pezzo shakespeariano, Berlusconi Lear, su Il Foglio, dove a un certo punto Berlusconi chiacchiera con Angelucci e crede che ancora sia un deputato di Forza Italia, mentre invece oggi Antonio Angelucci è deputato, ma grazie a Salvini, alla Lega. Ha intenzione di sfidare Urbano Cairo, di costruire un polo multimediale. Gli Angelucci, scrive ancora Carmelo Caruso sul Foglio, erano pronti a scalare perfino il Corriere della Sera, se solo la controversia tra Cairo e il fondo Blackstone si fosse conclusa a sfavore di Cairo. Non si fermano, guardano ora alle radio del gruppo Gedi e potrebbero immettere denaro in Radio Libertà, la ex Radio Padania. È una voce che gira e che farebbe felice Giulio Cainarca, che di Radio Libertà è il direttore. Gli Angelucci investono, ci farebbe piacere fare parte di questa corrente che soffia. Sostanzialmente confermerei ciò che è scritto sul Foglio. Radio Libertà è una cooperativa amministrata da, tra gli altri, Igor Iezzi, Alessandro Morelli, lo stesso Cainarca. È presente sul Digitale TV, canale 252, e la sua app è scaricata a 50.000 utenti, più o meno, insomma, vediamo quanti sono, con del taglio lo chiederemo all'amministratore. Dice Cainarca, sarei io che l'ho detto, la radio può interagire con i quotidiani? Direi di sì. Una radio fa il bene di qualsiasi polo editoriale? Confermerei, tanto più una come la nostra identitaria, e riconfermerei anche questo. Dopo la radio cosa manca? Scrive Il Foglio. Alcuni giornalisti hanno chiesto ai dirigenti Mediaset, ma è vero che gli Angelucci vogliono prendersi pure Rete 4? I dirigenti hanno replicato, questa è una panzana. Ma è una panzana immaginare che un polo editoriale voglia acquisire una TV da affiancare a giornali e radio? Si è sempre scritto che la politica serve a Mediaset, ma se Berlusconi non fa più politica, a cosa serve avere una rete di informazione politica? Rete 4 è già la rete di Meloni e Salvini. Il giornale non potrà più essere preziosa pochette per Berlusconi. Forza Italia è scomparsa come idea di moderazione. I suoi parlamentari temono di fare la fine di Gianfranco Micciché, che abbiamo visto prima. È stato licenziato, virgolette, da coordinatore regionale della Sicilia. Una volta Berlusconi disse: Gianfranco può chiedermi qualsiasi testa, ma io non darò mai la sua. Oggi ha ceduto pure la sua, come ha ceduto il giornale, come ha ceduto alla Fascina, non ho mai capito, come ha dovuto cedere posti nella giunta regionale laziale. Gli resta il 30%, in ogni senso, come Lear. Aveva 3 figlie, diseredò la più schietta e chiese ospitalità per sé e per i suoi 100 uomini alle altre 2. La prima gli disse che bastavano 50 uomini, la seconda che gli sarebbero bastati 25. Re Lear rimase senza terra e il suo tetto divenne la notte. Berlusconi, sappiamo cosa non può più essere, ma lui cosa vuole ancora essere? Questo è il problema. No, questo ce l'abbiamo aggiunto noi per chiudere shakespearianamente il pezzo di Carmelo Caruso sul Foglio. Su Repubblica c'è un altro pezzone
Giornali, cliniche, politica, la campagna di Angelucci da Roma alla presa del Nord. Il pezzo è di Lirio Abbate, i legami con Salvini, l'amicizia con Verdini, la holding in Lussemburgo, le mire sui soldi della sanità lombarda. La facciamo corta perché sennò ci angelucciamo tutta la mattinata. Mentre il quotidiano degli avvocati penalisti, Il Dubbio, si occupa di una proposta del sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro delle Vedove, il quale parla di tossicodipendenti in cella, no, meglio in comunità, spiazzando anche la Lega. La proposta del sottosegretario di Fratelli d'Italia stana il PD e convince il terzo polo, con distinguo del Carroccio. Il corsivo di Davide Vari, pochi dubbi, è un'occasione per umanizzare le carceri, mentre per l'ANPI, l'associazione dei partigiani, il 18enne Ramelli, ammazzato, non merita un fiore. Secondo l'ANPI, commemorare Sergio Ramelli nell'istituto tecnico che aveva frequentato a Milano è un'iniziativa deviante, hanno detto quelli dell'ANPI, che confonde i nostri giovani. Un episodio estrapolato da una situazione storica che va contestualizzata. Un linguaggio orrendo, scrive Daniele Zaccaria, per dire che quel ragazzo massacrato non merita un ricordo perché era un militante di destra. Infine, sempre dalla prima pagina del Dubbio, il crack SVB, il fantasma di Lehman Brothers, e quella di Schlein con Bonaccini non è una pace ma una tregua, lo scenario dentro il Partito Democratico. E con Conte è finita già l'affettuosa cordialità, anche Travaglio bastona contro Elly Schlein sul Fatto Quotidiano. Vediamo pure Italia Oggi, giustizia digitale più cara e la denuncia degli avvocati. Con pago PA, costi in crescita e maggiori adempimenti. Lo stesso Ministero si contraddice sull'obbligo o no del pagamento dei diritti di copia. Il diavolo è nei dettagli, come spesso accade. La giustizia in digitale crea più problemi che soluzioni e dallo stesso Ministero arrivano indicazioni contraddittorie, in particolare in merito al pagamento dei diritti di copia tramite Pago PA, definito obbligatorio dalla Direzione Generale Sistemi Informativi e facoltativo da un altro Dipartimento, Affari di Giustizia. Le associazioni di avvocati lamentano un aumento dei costi e delle difficoltà burocratiche. Il cantiere della riforma della giustizia, che secondo alcuni sta partendo sul serio, ha tante cose da affrontare, tantissime. Nel frattempo, sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, il pezzo di Tino Oldani: senza le forniture di litio del Cile, il Green Deal dell'Unione Europea rischia di rimanere soltanto un libro dei sogni. E ancora in primo piano sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi parla una esponente dell'Associazione dei Costruttori, Lance Teramo in questo caso. La schizofrenia della politica sta bloccando gli investimenti. La questione è quella del super bonus. Le numerose modifiche normative intervenute sul super bonus, i provvedimenti, le interpretazioni hanno fortemente ridotto la circolazione dei crediti fiscali e l'interesse degli intermediari finanziari. Il decreto 16 febbraio, l'ultimo, ha poi provocato l'azzeramento del super bonus. Interventi normativi di questo tipo evidenziano, dice Ezio Iervelli, amministratore delegato di Iervelli Costruzione, presidente dell'Associazione dei Costruttori Lance a Teramo, associazione dei costruttori che associa 809 imprese, 4.650 dipendenti. Interventi di questo tipo, dice il costruttore, evidenziano una cultura anti-industriale, cioè generano sfiducia e riducono la propensione all'investimento a medio e lungo termine degli operatori. Come al solito si chiude la prima pagina di Italia Oggi con il corsivo del direttore diritto e rovescio: noi giornalisti professionisti non possiamo più permetterci di pubblicare fake news. È ancora recente l'eco della bidella che, non avendo i soldi per l'affitto a Milano, aveva scelto di fare ogni giorno la pendolare da Napoli a Milano con l'alta velocità. Perfino la classica casalinga cinquantenne di Voghera, inventata da Alberto Arbasino, avrebbe detto che era una balla, e invece i media, senza controllare nulla, si erano appecoronati a un articolo di un collega. Adesso invece sono state pubblicate intere pagine di giornale per lodare Pierpaolo Pasolini. Pasolini che nel 1959 aveva parlato affettuosamente di Cutro, il posto del naufragio degli immigrati, prevedendo, si è scritto, il naufragio del Caicco. Non è vero. Pasolini disse che Cutro era veramente il paese di banditi. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi. E ecco le dune gialle dove essi vivono, al di fuori della legge.
A Cutro, scriveva Pasolini, i calabresi si alleeranno da malandrini a malandrini con i fratelli, sbarcati a milioni, e distruggeranno Roma. Se la sua è stata una profezia, essa è stata una profezia terribile, commenta Magnaschi, ma noi l'avevamo letta tutta, la poesia di Pasolini, settimana scorsa, per curiosità, perché ne è stata citata soltanto una parte. Curiosità per curiosità, vi cito, ripreso da Dagospia, l'articolo che abbiamo citato ieri sul Corriere della Sera, in un'intervista in realtà al 97enne Francesco Merloni, il quale, tra le altre cose, è stato anche ministro, il quale ricorda appunto Enrico Mattei. La Verità l'altra settimana ha pubblicato un pezzo di un illustre esponente della famiglia Agnelli che diceva che Mattei non è saltato in aria per niente, e di opinione molto diversa Merloni, il quale ricorda: Mattei era di Matelica, a 2 passi da me, simpaticissimo, mai visto una persona determinata come lui. Quando tornava nelle Marche dalla madre, chiamava a casa nostra. A tavola era uno di famiglia, mi voleva da lui. A Bascapè lo buttarono giù. Furono i servizi francesi, non gli americani. Con loro aveva già un accordo. Doveva incontrare una delle 7 sorelle. Così Merloni. Sulla questione Nord Stream vi segnalo invece l'articolo sul sussidiario.net di Giuseppe Gagliano. Operazione Biden-Newland, l'allora sottosegretaria. Congresso all'oscuro, copertura dell'Alleanza Atlantica. L'operazione degli Stati Uniti, svelata da Seymour Hersh, anziano giornalista, premio Pulitzer, per il giornalismo investigativo, poi trattato da deficiente quando ha scritto l'articolo, subito dopo, l'articolo in cui documentava sulla base di una fonte, ne ha avute tanti nella sua carriera di fonti utili e che si sono tramutate in scoop celebratissimi. In questo caso non si capisce perché la fonte sia sputtanata soltanto in questo caso e non negli altri. Ad ogni modo, Hersh ha documentato, sulla base appunto di notizie precise, che l'operazione era stata condotta dagli Stati Uniti. La cosa risponde anche a un minimo di logica, perché era certamente nell'interesse non di Putin far saltare il suo gasdotto, bensì di chi lo voleva ostacolare e soprattutto tenere l'Europa in scacco per poter vendere gas. Leggi alla voce Norvegia e Stati Uniti medesimi. Non a caso sono usciti poi i dati recentemente del boom di esportazioni petrolifere e metanifere da parte degli States. In ogni caso, l'operazione americana, svelata Seymour Hersh, è stata condotta dalla Marina militare americana per tenere all'oscuro il Congresso. Avevamo raccontato sta storia, cioè Biden la spara pubblica, no? Così che non c'è bisogno di passare dal Congresso e si può fare l'operazione perché è stata resa pubblica, sebbene in forma molto particolare, da un'esternazione del presidente. La Norvegia ha collaborato perché anche lei ha vantaggio: vendere più gas in Europa. Lo racconta Giuseppe Gagliano oggi sul Sussidiario, mentre Giorgia Meloni ha incontrato ieri l'inviato delle Iene, che ha raccontato, ha messo insieme un bellissimo servizio, va detto, di malissima giustizia. Se fosse così, c'è un altro colpevole. Giorgia Meloni, intervistata alle Iene dopo l'inchiesta sul massacro di Ponticelli, una vicenda del 1983. Si sono fatti 30 anni di galera questi 3 giovani napoletani, innocenti, bisogna dirlo, perché in soldoni, mettendo in fila tutti gli elementi, questi sono innocenti. Giorgia Meloni promette che si occuperà della vicenda. In uno Stato giusto, se hai degli elementi oggettivi, affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c'era. L'inviato Giulio Golia le ha consegnato una chiavetta col video della puntata. Lei promette: me lo studio e vedo cosa si può fare. Lo trovate facilmente sul sito delle Iene, è un servizio che a dire sconvolgente è poco. Testimoni massacrati di botte in caserma e tutti piegati, arrestati i testimoni che scagionavano gli indagati, arrestati, all'epoca si poteva fare anche in tribunale direttamente. Insomma, la costruzione di 3 colpevoli, volutamente. Sul massacro di Ponticelli si sofferma anche il Mattino di Napoli. Giorgia Meloni vuol sapere: può essere riaperta la vicenda giudiziaria su un brutale delitto di 2 bambine violentate e poi bruciate in maniera orrenda 40 anni fa. Nella trasmissione delle Iene la Premier promette impegno sul caso. A proposito però di giustizia, imputati irreperibili e notifiche ferme, così il processo alla mafia cinese in quel di Prato non può partire. Questo lo racconta
Avvenire, l'ennesimo rinvio a Prato per il procedimento contro un'organizzazione cinese dedita al controllo del territorio, metodo mafioso, attraverso estorsioni e intimidazioni. Il rischio di estinzione del reato, perché gli imputati sono irreperibili. E il processo non parte, scrive Avvenire. Mentre c'è un'altra zona d'Italia devastata, la Puglia, in larga parte, la Puglia agricola, furti, raid e ricatti nei campi della Puglia, lo scrive sempre Avvenire in pagina di cronaca, stamani, pagina 16, l'agricoltura nel mirino dei criminali. La Coldiretti denuncia, le campagne sono in balia di agro ed ecomafie che non si fermano davanti a nulla. Oltre al danno, la beffa. I coltivatori devono fronteggiare anche invasioni di cinghiali che distruggono i raccolti. Tuttavia ci sono vere e proprie baraccopoli, visibili a tutti, tollerate da tutti, forze dell'ordine, politici, istituzioni. Mentre c'è il problema idrico, a proposito di agricoltura, 2 pagine vi dedica Repubblica, dissalatori, nuovi invasi, razionamento. Contro la siccità l'Italia non ha un piano, si procede in ordine sparso. Caldo record, deficit di neve, fiumi a secco. Come si affronterà l'estate? Tante le iniziative, governo senza strategie. Per la verità abbiamo dato conto dell'istituzione di una cabina di regia, ce ne ha parlato il sottosegretario Alessandro Morelli l'altra settimana, una cabina di regia a livello governativo, proprio per affrontare in maniera unitaria la questione. Repubblica intervista il sindaco di Genova, Marco Bucci. Genova è ricca d'acqua, depuriamola e usiamo l'oleodotto per irrigare la pianura padana. Potremmo anche usare quella del mare, come in Israele. Si tratta di costi e tempi abbordabili. In Israele abbiamo visto ieri la percentuale di acqua ricavata dal mare per coprire il fabbisogno idrico è altissima, il 70% circa del totale del fabbisogno. Mentre Reggio Emilia è al centro, a proposito di vicende giudiziarie e di sviluppi successivi, di un articolo di Marco Grasso sul Fatto Quotidiano. La provincia record per interdittive antimafia. Qui l'infiltrazione è sistema. Poi c'è un'altra storiaccia orribile raccontata da Luca Fazzo e da Domenico Ferrara settimana scorsa sul Giornale a proposito di Reggio Emilia e del fatto che a distanza di 10 anni il procuratore nazionale antimafia Pennisi, che per 2 anni fu dedicato a Bologna, fu distaccato alla procura di Bologna per indagare proprio sul caso Emilia, vi ricorderete il processo Emilia di infiltrazione indranghettista in Emilia-Romagna. Pennisi a distanza di 10 anni lo aveva già fatto in una relazione che è rimasta però incredibilmente segreta, secretata al Ministero di Giustizia in Cassazione. È tornato sull'argomento recentemente, il giornale vi ha dato spazio, pochissimi lo hanno ripreso, dicendo che in sostanza lì si era tenuto fuori dalle indagini il PD, perché il procuratore locale, che poi diventerà procuratore capo, ma sarà rimosso per incompatibilità ambientale proprio perché confessava a Palamara che insomma era organico al PD, il procuratore locale evitò di indagare sugli esponenti del Partito Democratico. Chissà se avrà qualche sviluppo questa storia. Intanto le imprese interdette sono praticamente tutte legate, in quel di Reggio Emilia, all''ndrangheta di Cutro, in Calabria, e questo boom si spiega come conseguenza delle inchieste Emilia sui clan. Il clan Grande Aracri in primo luogo. Dopo i colpi alla mafia militare, gli investigatori si sono dedicati al follow the money, segui il quattrino. Il problema è stato talmente sentito che Tonino Ceraso, da candidato sindaco a Cutro, ha dedicato una tappa della propria campagna elettorale proprio a Reggio Emilia e viceversa, perché diceva il PM Pennisi che non aveva mai visto che una campagna elettorale a Reggio Emilia la si facesse a Cutro, si facesse con i volantini a Cutro in profonda Calabria. In ogni caso ha protestato pubblicamente contro le interdittive di Reggio Emilia il sindaco di Cutro, provvedimenti che a suo dire colpiscono ingiustamente imprese di concittadini cutresi solo perché parenti alla lontana con membri dell''ndrangheta. Così sul Foglio di oggi. Mentre a proposito di vicende giudiziarie, caro comandante, grazie di cuore, senza di te saremmo nella merda. Sono le chat tra Beppe Grillo e Vincenzo Onorato, con cui l'elevato, Beppe Grillo, garantiva all'armatore, sull'orlo del fallimento, l'intervento dei suoi ministeri, Patuanelli, Di Maio e Toninelli, a favore dell'armatore. L'appunto ritrovato negli uffici di Onorato, che catalogava le somme stanziate per i partiti, non solo i 5 Stelle, come marchette per la politica. Erano catalogate così, scrive Luca Fazzo su Il Giornale, riporta anche Dagospia, marchette per la politica. C'è scritto così in un appunto sequestrato negli uffici dell'armatore.
Vincenzo Onorato. Le somme erano stanziate per addomesticare i partiti e convincerli a sostenere la causa della Moby, la compagnia di navigazione sull'orlo del fallimento. Sempre su Dagospia poi c'è un articolo tratto dal Corriere della Sera, un estratto dell'articolo di Gian Antonio Stella sul libro di Gianni Oliva Il Purgatorio dei Vinti, la storia dei prigionieri fascisti nel campo di Coltano. La storia riscritta a proprio uso e consumo, scrive Dagospia. La criminalizzazione dei ragazzi che aderirono alla Repubblica di Salò è servita soprattutto ad assolvere tutti coloro che erano stati fascisti fino al 25 luglio del 1943 e che negli anni del regime hanno costruito carriere, ricevuto onori, lucrato fortune. Nell'immaginario collettivo i repubblichini divennero il male assoluto su cui scaricare la responsabilità anche di quanti nel ventennio si erano spellati le mani per Mussolini. La resistenza è stata usata dalla maggioranza degli italiani per non fare fino in fondo i conti con il passato. Il libro Il Purgatorio dei Vinti dello storico Gianni Oliva. Mentre, tornando ad altro tema del giorno, quello dell'immigrazione, vi segnalo l'articolo su Italia Oggi, pagina 12, del nostro Antonino Danna. Il piano della Gran Bretagna di Sunak fa acqua contro gli immigrati clandestini che vorrebbe destinare a essere imprigionati in Ruanda. Il premier inglese, a sua volta figlio di immigrati, la ministra dell'interno, Braverman, si è detta incapace di dare al Parlamento assicurazione che il piano di Sunak sia compatibile con la Convenzione europea per i diritti umani, scrive e riporta anzi dal dibattito britannico Antonino Danna. Segue il pezzo che abbiamo citato prima di Tino Oldani, la rubrica Torre di Controllo. Senza le forniture di litio provenienti dal Cile, il Green Deal dell'Unione Europea rischia di restare soltanto un libro dei sogni e nel risico delle materie prime la Cina vince. Vi segnalo anche sugli statigenerali.com, a proposito di Gran Bretagna, l'articolo di Andrea Umbrello su Rishi Sunak, il ricchissimo premier britannico, il duro anti-immigrazione idolo della destra italiana. C'è una ricostruzione anche della sua situazione familiare, anche la moglie è straricca, una fortuna di 730 milioni di sterline. Mentre sul super bonus c'è la bella conversazione di Carlo Valentini, che abbiamo anche questa citato brevemente prima, con Ezio Iervelli, amministratore delegato di un'azienda di costruzioni a Teramo e presidente dell'ANCE locale, l'associazione dei costruttori, sul super bonus. Le incertezze burocratiche, insomma tutti i mali dell'Italia riassunti nella vicenda super bonus. Altro male endemico, la scuola dei professori precari, se ne occupa Avvenire, pagina 13, quasi un docente su 4 ha un contratto a tempo determinato e per un terzo si tratta di insegnanti sopra i 45 anni. I giovani laureati non hanno accesso alla professione, manca ancora il DPCM, il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla riforma del reclutamento. Ancora una volta i più penalizzati sono gli alunni disabili e i fragili, 171.000, sono stati privati della continuità didattica. Un dossier di Tutto Scuola rivela che in 7 anni i supplenti sono più che raddoppiati, arrivando alla cifra monstra di 225.000. Intanto la Gilda, uno dei sindacati, vince al TAR del Lazio, potrà accedere all'algoritmo delle polemiche. È un bel cantiere di quelli complicati, complicatissimi, anche quello della scuola. Mentre vi segnalo a margine un'iniziativa che ogni anno si tiene a Milano del Mario Negri, 2 giorni sui misteri del cervello, la Brain Awareness Week, la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuroscientifiche e rende pubblici, infatti è aperta al pubblico, i progressi e i benefici della ricerca sul cervello condotta fino ad oggi. In Italia hanno risposto università, fondazioni, associazioni, aziende sanitarie, ASL. Il calendario della settimana del cervello a Milano conta oltre 270 eventi gratuiti che si svolgeranno a Milano e però anche su tutto il territorio nazionale. Venerdì e sabato, sede dell'istituto a Milano in via Mario Negri 2, ingresso libero, registrazione online, esplora il tuo cervello. Che insomma è un mestiere abbastanza utile, bisogna ricordarsi di farlo ogni tanto. In ogni caso, a proposito invece di imprese, di economia, di imprese innovative, su Italia Oggi c'è un bel resoconto di una novità adottata da un'impresa, prima in Italia nel settore, una blockchain per il parquet.
in un'ottica di integrità dei dati. Il registro digitale condiviso è stato adottato da un'azienda vicentina, Foglie d'Oro. Il gruppo veneto ha applicato la blockchain alla propria filiera produttiva per registrare i prodotti in un'ottica di trasparenza verso il cliente, protezione dei valori artigianali e rispetto della qualità e anticontraffazione. Molto interessante. A seguire, sempre in pagina economica, c'è da segnalare l'intervista di Valentina Conte su Repubblica ad Aldo Cursano, vicepresidente della FIPE Confcommercio. Offriamo 140.000 posti di lavoro, ma i giovani vogliono il fine settimana libero. Ci sono due scuole di pensiero, chi dice che i giovani non hanno voglia di fare un tubo e chi dice che invece le offerte, i salari e le condizioni sono da schiavitù. Servono barman, chef e camerieri, diminuire l'entità del reddito di cittadinanza, sostiene Cursano, stimolerà i giovani a darsi da fare, perché questi giovinasteri vogliono il fine settimana libero invece di andare a lavorare. Questa è la tesi dei datori di lavoro. Poi c'è la tesi dei giovinastri che dicono: ma te mi dai un salario da fame, mi fai sgobbare come uno schiavo, vai a quel paese. Mentre a Milano, l'abbiamo visto prima, c'è la questione dei figli delle coppie gay o comunque omosessuali, è scontro. Il prefetto al sindaco Sala dice: stoppa il registro. A Milano il governo si è rivolto al comune, non vanno riconosciuti. Il prefetto di Milano ha chiesto al comune di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli di coppie gay e lesbiche. Il sindaco Sala aveva cominciato a formare certificati anagrafici con 2 madri a luglio scorso, usando i suoi poteri di capo dell'ufficio di Stato civile, perché Parlamento e governo non avevano colmato il vuoto di legge. E il sindaco adesso dice: porterò avanti io questa battaglia, che per i milanesi, credo a occhio e croce, andando in qualsiasi bar, è la battaglia numero 1, quella di cui si preoccupano tutti, ma proprio tutti. Si preoccupano molto di più a naso i milanesi dei borseggi e della sensazione di insicurezza, che non è solo una sensazione, purtroppo diventa anche una prassi sperimentata da molti cittadini. Sui video è scontro politico, c'è chi chiede che la consigliera comunale del PD, che ha criticato il fatto che si mettano in pubblico sui social i video delle borseggiatrici perché sono lesivi di qualsiasi privacy e dignità, c'è chi chiede che si dimetta. La consigliera del PD, Monica Romano, che ha criticato il sito o i siti che diffondono i video delle borseggiatrici, e ci sono invece molti più cittadini solidali con lei. Da segnalare, visto che siamo a Milano e in Lombardia, anche l'intervista, pagina 35 di Libero, di Fabio Rubini al riconfermato presidente della giunta regionale lombarda. Oggi presiederà la prima seduta del Consiglio, non lo farà Feltri, come abbiamo letto ieri, perché ha detto non ci sto, a essere preso per il culo per il fatto di essere vecchio, e non presiedo la seduta del Consiglio regionale. Comunque ogni anno farò il tagliando agli assessori, promette Fontana. Dovranno rendere conto del lavoro fatto. Sanità e clima le priorità, oltre a un piano di sviluppo sostenibile. Ritorno al passato, presiederò la prima seduta, già 23 anni fa feci il presidente del Consiglio regionale. 23 anni sono passati, incredibile. Faremo dialogare infrastrutture, reti, servizi per la mobilità e la connettività digitale ad alta velocità. Vi segnalo in corsa, poi abbiamo adesso una parentesi che ci consente di ritornare su un argomento di cui abbiamo già parlato, scoprirete tra pochissimi minuti. Vi segnalo il bel pezzo da Berlino di Roberto Giardina su Italia Oggi, come sempre interessante. I luterani che lasciano la Chiesa. L'anno scorso 380.000 protestanti hanno abbandonato, oltre 1.000 al giorno, meno 2,9%, e i cattolici sono contro la morale sessuale vaticana, talché molti segnalano all'orizzonte uno scisma nella Chiesa cattolica proveniente dalla Germania. Martino Loiacono invece ci invita a riflettere di nuovo sul fronte delle guerre culturali, woke, politicamente corretto, eccetera. Si è aperto un nuovo fronte nelle guerre culturali negli Stati Uniti. Siamo a pagina 2, pagina dei commenti di Italia Oggi. Il governatore della Florida, DeSantis, toglie i lauti benefici alla Walt Disney, uno dei colossi del woke capitalism, il capitalismo dei risvegliati, dei politicamente corretti, di quelli che sono nel giusto. Attenzione all'intelligenza artificiale, scompariranno molti mestieri, dice qualcuno, e i doppiatori credono di essere nella lista di coloro che scompariranno. Lo racconta il quotidiano Il Giorno su Milano. Doppiatori a rischio di estinzione, addio agli studi storici del doppiaggio,
E l'intelligenza artificiale clona anche le nostre voci, dicono i doppiatori. Si rischia di perdere un patrimonio. A Milano, lavoro tutto spostato su Roma, da Sentieri a Dragon Ball Z, ora lotto contro un precariato sempre più spinto, dice uno di questi doppiatori, il doppiatore milanese Francesco Orlando. Mentre mi preoccupa la stupidità umana, lo ha affermato in una bella intervista, l'abbiamo citata l'altro giorno, sulla lettura, il Corriere della Sera, Mario Vargas Llosa, che a 87 anni molla ceffoni, come scrive oggi Dagospia che la riprende. Il socialismo porta solo povertà e ha limitato il futuro dell'America Latina. Penso che i paesi debbano attrarre i capitali, soprattutto se sono necessari per lo sviluppo. La deplorevole miseria dell'America Latina è frutto delle riforme della sinistra e della cosiddetta rivoluzione socialista. Il premio Nobel ha rivoluzionato la mia vita almeno per un anno. Mi sto battendo perché venga dato anche a Claudio Magris. In America Latina parliamo tra poco con un ospite che abbiamo il piacere di avere qui direttamente in studio, tra pochissimo.